Credo che l'autonomia serva per la coesione dell'Italia, perché bisogna fare delle scelte che siano il più possibile vicino alle esigenze dei cittadini. Il referendum sull'autonomia del Veneto è un'occasione irripetibile per portare in cima alla lista delle priorità le aspettative dei territori di montagna, spiega il presidente dell'Unione Montana della Val Brenta, Luca Ferrazzoli. Dopo la provincia di Belluno, anche la Val Brenta chiede quindi che nello slancio autonomista del Veneto si tenga conto della particolarità delle montagne. Le stesse considerazioni che valgono per la provincia di Belluno devono valere anche per la montagna vicentina. Non dimentichiamo che nell'approvazione dello Statuto della Regione Veneto è prevista esplicitamente la specificità della montagna bellunese, mentre sono previste altre forme di specificità, ma non viene riconosciuta la montagna vicentina direttamente. Ferrazzoli, Partito Democratico, ha già spiegato di essere d'accordo con il referendum proposto dalla Regione. La montagna vicentina si deve aggregare e unire non solo in vista del referendum, ma anche chiedendo maggiore autonomia, spiega Ferrazzoli, rispetto a quella che il Veneto può ottenere con la consultazione elettorale. Non è solo una questione di soldi, è una questione di idee legate ad un territorio che è diverso dal resto d'Italia. E la presa di posizione di Ferrazzoli raccoglie una sponda inaspettata proprio dal presidente della regione, Luca Zaia. Vuol dire che abbiamo colto nel segno, vuol dire che questa partita è una partita importante, a me fa piacere perché vuol dire che il sentimento autonomista c'è. C'è già una scheda in quell'urna, quel giorno c'è la possibilità di votare per il referendum ufficiale che è frutto di una sentenza della Corte Costituzionale, è una cosa seria, di livello, ma ben vengano anche consultazioni locali, noi siamo in grado di ospitare chiunque.